Come disse il sommo poeta ungherese Baldo Caropeo, a niente più che finiva a te. Anno nuovo, vita vecchia, ben trovati al Comunale Alicauli per questa prima di ritorno del campionato di promozione di San Giorgio Piana. Ospita l'Icarense, ma quest'anno comincia male, non per noi, per gli avversari, perché l'Icarense si è presentata qua al Comunale di Piana degli Albanesi soltanto in 10 uomini, senza panchina e probabilmente anche senza speranze. Ecco l'ingresso delle due squadre in campo, c'è la terna arbitrale che si è scomodata quasi per niente. Salutiamo tutti quanti ci stanno seguendo da Piana degli Albanesi, dall'Italia e dall'estero. Noi siamo pronti a raccontarvi questa partita fin quando almeno durerà. Un Comunale, non dico vuoto, non dico neanche gremito in ogni ordine di posto, ma comunque la gente c'è, gli ultra ci sono, gli appassionati sono in campo, c'è più gente nella nostra panchina che in campo per l'Icarense, ne abbiamo detto tutto. Salutiamo il nostro numero uno dei cameraman di Palermo e provincia, il nostro zito Giuseppe. Vi ricordo sempre che se avete guasti alla lavatrice, se avete guasti al microonde, se avete guasti nella vostra lavastoviglie, lo potete chiamare al numero 320 97 61 13. Salutiamo anche il numero uno dei custodi di Piana degli Albanesi, dico numero uno perché c'è solo lui. Ecco il nostro super Vito Candela, nel tempo libero anche cantante e batterista. Il miglior capodanno di Piana degli Albanesi non so dove fosse, ma è stato con lui. E sabato si balla, Vito. Comincia il carnevale a Piana degli Albanesi, quindi cominciate con le chiacchiere e con le ballerine, perché si comincia a ballare. Ovviamente alla voce ci sarà lui, Vito Candela. Bando alle ciance, andiamo a leggere la formazione cortissima dell'Icarense. In porta c'è Galina Giovanni, centrocampo, dicevo in difesa, a guidare la difesa Amato, Giuseppe, poi Sudano, Di Lisi, Licata, Adragna, Cannatella, Serio, Tassone e Ruggero. Soltanto 10, dicevamo, gli ospiti. Andiamo invece a leggere la formazione di casa. In porta sempre lui, il numero 1, Cristian Belmonte. Terzino destro Riccardo Camiolo, terzino sinistro Montoro Fabrizio, coppia centrale formata dal nostro capitano Fabio Gaglio e dall'intramontabile Ivan Tarantino. A centrocampo a 3 Ciancimino. Duro e finalmente una nota lieta il ritorno di Alberto Montoro dopo una lunga assenza, dopo almeno 2 mesi di assenza. E poi in attacco il tridente tutto nuovo, Lucera, Amaia e Jack Serio col suo cappello platino. Anzitutto pronto per il fischio d'inizio, si posizionano i due guardaline. Adesso andremo a leggervi anche la panchina del San Giorgio Piana. Col numero 12 Giuseppe Polizzi, col numero 13 Gabriele Rubino, col numero 14 Manno Gabriele, col numero 15 Mario Tricoli, col numero 16 Ciccio Corso, col numero 17 Salvatore Porcelli, numero 18 Spina Lorenzo, numero 19 Zumbo Tommaso, numero 20 L'Abate Rosario. Intanto la partita ha visto la sua alba e si comincia. Duro recupera questa palla, la può giocare per Jack Serio. Jack Serio punta l'avversario, va giù, non c'è niente per l'arbitro, quindi sarà possesso per l'Icarense. San Giorgio Piana che ha chiuso l'anno solare primo in classifica, in coabitazione però con il San Vitolo Capo. Adesso Fabio Gaglio per Camiolo che gioca terzino destro al posto dello squalificato Giovenco per somma di ammonizioni. Attenzione, Serio può attaccare questa palla, supera facilmente Amato, va al tiro e c'è, aspetta, illusione del gol al Comunale perché la palla sbatte sul palo. C'era Vito Candela che aveva già esultato, se sentivate una voce esultare era lui, ma era stata soltanto un'illusione da gol. La palla ha sbattuto sul palo e poi ha sbattuto tra i piedi del portiere che poi se l'è ritrovata tra le mani, quindi si resta sullo 0-0, ma già abbiamo capito che aria tira, quale sarà lo spartito di questo match. Addirittura il numero 5 avversario si era fermato, aveva lasciato andare Jack Serio al tiro, ma che tiro che aveva lasciato Jack Serio. Ciancimino per Duro che può allargare da questo lato ancora per Camiolo per Jack Serio. Jack la mette in mezzo sventagliato dove c'è Lucera che l'aggancia bene, ma arriva il numero 8 avversario a mettere in calcio d'angolo. E adesso sentiamo anche la presenza dei nostri ultra che hanno riempito il settore a loro dedicato.
sconsigliamo a chi soffre di cervicale una presenza qua all'Ali Caoli. Sarà calcio d'angolo, Raimondo Lucera va al passaggio basso per Ciancimino che si gira, palla per Duro, gol, ma c'è la bagnolina alzata del guardaline del versante destro del campo, quindi fuori gioco di Peppe Duro. Si resta ancora una volta sullo 0-0, ma già 2 squilli da parte del San Giorgio Piana. Già 2 appunti sul taccuino della nostra Francesca Catalano, di cui troverete il pezzo domani in edicola sul Giornale di Sicilia. Camiolo per Ciancimino la mette a terra e la può girare dietro per Tarantino per Fabio Gaglio su Montoro, giro palla dei nostri, Fabrizio Montoro per Lucera che la gira. Diciamo oggi l'esordio in maglia rosso-nera, oggi rossa con i pantaloncini neri, visto la tenuta nera degli avversari, di Federico Amaya, bomber ex Biancavilla, Rosolini, Enna, che aveva cominciato la stagione al Gela. Attenzione, Lucera punta il diretto avversario, lo salta, la mette in mezzo dove c'è Duro. Che parata del portiere, ragazzi, miracolo di Gallina. Duro aveva colpito di testa a botta sicura, ma il portiere si è superato in quella che è una parata incredibile e si rimane quindi fermi sullo 0-0, ragazzi. Adesso questo 0-0 comincia a infastidirci anche. YouTube a diretta. Attenzione Lucera, palla in aria, supera l'avversario, tira in porta, tiro Sbilenco che va a finire fuori. Altra occasione comunque dei nostri. Ricordo che ci potete seguire sulla pagina YouTube di Sport Sicily, trovate il link anche sulla nostra pagina Facebook SD San Giorgio Piana e trovate il link anche su Instagram, sempre San Giorgio Piana. Il Calenzi adesso che tiene miracolosamente questo 0-0, fallo di Camiolo sul numero 7 avversario, Fabio Gaglio prende la palla e la dà agli avversari pronti per fare battere questa punizione proprio sulla linea del centrocampo. Bravo Amaya a recuperare questa palla ed andare da solo verso la porta. C'è Jack Serio in mezzo, c'è anche Lucera. Amaya, sbagliato questo appoggio in mezzo di Amaya per Lucera, ma che protagonista il portiere in questo inizio, in questo scorcio di primo tempo. Ha fatto almeno 2 miracoli, più questa uscita che comunque ha evitato che la palla finisse tra i piedi di Lucera, che potesse tranquillamente appoggiare in porta. Poteva fare meglio qua Federico Amaya in realtà. Intanto li sentite i nostri ultras. Ciancimino di testa, Tarantino di testa ad anticipare tutti, palla che arriva a Jack Serio. Ciancimino di testa, Amato anche lui di testa. C'è Fabio Gaglio, protegge questa palla che sfila fin tra le mani di Belmonte. Belmonte può ripartire subito con Tarantino, il nostro regista difensivo. Tarantino mette in moto il numero 11 Alberto Montoro che scambia col gemello Fabrizio per Ciancimino che gira di nuovo per Tarantino che stavolta può allargare qua da questo lato dove c'è Camiolo che si sbraccia e chiede palla, la riceve, la stoppa, guarda avanti, c'è Serio largo ma ricomincia da Fabio Gaglio che può cercare
Duro e lo trova. Duro per Alberto Montoro per Ciancimino, girano bene palla i nostri adesso. Ciancimino per Serio che però viene anticipato. Ora Ciancimino ad anticipare tutti a servire ancora una volta Serio per Amaya si appoggia per Duro che ci può provare di nuovo. È la terza volta, è quella buona. Giuseppe Duro, 1-0 San Giorgio Piana, ci aveva provato già 2 volte. La prima volta aveva trovato il gol annullato per fuorigioco, la seconda volta aveva trovato un miracolo del portiere. Alla terza volta non si è fatto pregare e l'ha messa lì, l'ha gonfiata, ha gonfiato la rete ed è 1-0 San Giorgio Piana. Quando siamo al minuto 8, 7 minuti e 20 secondi. 1-0 San Giorgio Piana ed era un copione già scritto. E sospettiamo anche il resto dei gol. Amato lungo verso il numero 7. Camiolo, bravissimo per Jack Serio che però la addomestica malissimo e la palla sfila fuori. Bravissimo Fabio Gaglio, svetta su tutti. Ma c'è fallo forse per Liccarenze. C'è fallo, sì, c'è fallo per Liccarenze. Il numero 3 se ne incarica. Può metterla direttamente in mezzo. Diciamo alla distanza. Ma battere Amato che addirittura fanno giocare col cappellino in testa. Non si potrebbe. La mette in mezzo Amato, bella palla schiovente di Amato. Colpisce il numero 8, mister Filippo Chinici non è per niente contento. I nostri ovviamente si fanno forse prendere un po', diciamo, dalla situazione e si rilassano un attimo e mister Chinici non vuole fare rilassare la propria squadra. Belmonte può battere la rimessa, la gioca per Fabio Gaglio. L'arbitro dice che sarà rimessa laterale invece. E va a battere Camiolo per Fabio Gaglio la stoppa di petto, alza la testa, va direttamente su Tarantino verso Duro che la stoppa e la gioca verso Serio, ma la palla viene anticipata, viene presa dal numero 7. Palla per Camiolo per Fabio Gaglio allarga per Fabrizio Montoro. Oggi terzino sinistro Fabrizio Montoro per Lucera. La palla però sfila via. Fabrizio Montoro per Ciancimino allarga per Jack Serio, ma palla viene anticipata, ma c'è Camiolo che può alimentare. Camiolo per Duro per Serio può mettere in mezzo questa palla ancora una volta anticipata dal numero 3, intercettato dal numero 3 che però non riesce a far ripartire Liccarenze. Per Duro per Ciancimino appoggia di nuovo per Duro che cerca Jack Serio adesso può illuminare la scena con una rabona. Aveva cercato Federico Amaya, ma Federico Amaya non è riuscito ad agganciare questa palla, peccato. Adesso Amaya chiama il pressing alto della squadra. Va a lungo il portiere ospite, va direttamente in rimessa laterale, se ne occupa Camiolo che può giocarla per Fabio Gaglio e così è. Fabio Gaglio per Tarantino
Tarantino cerca Lucera che viene a prendersi questa palla, nel frattempo il terzino sale, Lucera gira ancora una volta per capitano Fabio Gaglio per Peppe Duro per Jack Serio, se non si Jack cerca Amaya, sponda per Ciancimino per Amaya che allarga tutto per Lucera. Non era male l'idea, ma c'era lì a fare guardia il terzino dell'Iccarese che ha svirgolato, ha ciccato, però è stato fortunato perché la palla è finita tra le braccia del suo portiere e sarà ancora 1-0 quando siamo al minuto 13 di questo primo tempo. Palla per Alberto Montoro che la stoppa malissimo e può partire l'Iccarense, ma parte male, la palla finisce direttamente tra le braccia di Cristian Belmonte. Incerto forse il suo intervento lì in quel di Gemini nell'ultima partita del 2023. Alberto Montoro per Giuseppe Duro, alza la testa Duro, cerca Jack Serio, bellissimo per Camiolo, la corrente Camiolo che cerca di saltare l'uomo, attento però il numero 3 a fermarlo, ma Serio ancora recupera e alimenta palla, fallo per i nostri, sarà una punizione dalla tre quarti per i rossoneri, senza dubbio se ne occuperà Jack Serio. Il freddo pungente qui al Comunale Alicauli. Jack Serio sulla palla, tenterà il tiro in porta. Jack Serio pronto a battere Ciancimino, va a dar fastidio alla barriera ospite. Jack Serio, vediamo se la metterà in mezzo, se proverà il tiro. Jack Serio va in porta, male, la conclusione non trova la porta. Qua il numero 7 di Carenza, saltare Camiolo, palla per il numero 11. Fabio Gaglio lo ferma e fa ripartire l'azione. Duro si appoggia per Ciancimino che può cambiare gioco verso Raimondo Lucera che la stoppa bene, può puntare l'avversario, la mette direttamente in mezzo per Federico Amaya che di testa sfiora la rete del 2-0. Grande cross di Raimondo Lucera, c'era arrivato bene ad impattare di testa il nuovo puntero argentino del San Giorgio Piana. La sua palla però ha sfilato fuori. Che peccato, poteva essere il gol del 2-0, poteva evitare di farci prendere tanto freddo. Camiolo vede Fabio Gaglio e lo serve. Fabio Gaglio per Ivan Tarantino, è la solita menina dei nostri. Fabrizio Montoro gira all'indietro per Ciancimino alza la testa e vede Alberto Montoro, scambio con lui, Ciancimino può allargare adesso da questo lato, Giuseppe Duro, filtrate per Jack Serio, bellissima l'idea, forse un po' troppo lunga la palla, era stata bella l'idea di Giuseppe Duro che però poteva anche allargare sulla destra e cercare di attaccare allargando le maglie avversarie. Aveva deciso invece di andare per il filtrante in mezzo. Gallina, rinvio lungo a cercare il numero 7 che la spizzica di testa ma la spizzica direttamente, rimessa laterale che se ne occuperà come ogni volta Riccardo Camiolo, che ogni volta riparte da Fabio Gaglio che adesso può giocare ancora una volta con Ivan Tarantino. Ivan Tarantino al lancio lungo verso Duro che è tutto solo, la può stoppare, attenzione c'è lo scatto di Lucera, per un attimo forse Duro l'aveva visto ma poi ha deciso di servire Montoro che serve l'altro Montoro, Fabrizio Montoro punta il diretto avversario, lo salta, entra in aria, salta anche l'altro, la mette in mezzo, ancora una volta Gallina in uscita, attento, sicuro a fare suo la palla, a bloccarla e a poter fare ripartire i suoi. Gallina va lunghissimo, ancora una volta cerca il numero 7 ma ancora una volta sarà rimessa laterale sempre in questo angolo di campo per il San Giorgio Piana e ancora una volta sempre Camiolo per Fabio Gaglio. Ormai è un iter che abbiamo imparato bene, abbiamo imparato a memoria. Tarantino per Fabrizio Montoro all'indietro ancora una volta per Tarantino che adesso può allargare da questo lato dove c'è Giuseppe Duro la stoppa, alza la testa, cerca
malissimo. Il passaggio era stato brutto, il passaggio di Giuseppe Duro, centrale, intercettato agli avversari. Ma adesso riparte subito San Giorgio Piana con Jack Serio che può crossare in mezzo, è un tiro cross. Ancora una volta Gallina si dimostra attento e mette in calcio d'angolo. Era uscito un pericoloso, velenoso cross a Jack Serio. Intanto forte vento qua al comunale. Lucera dalla bandierina. A Tarantino va di gran leve in mezzo a cercare il secondo palo, chiama anche palla Raimondo Lucera. Il calcio d'angolo di Lucera e può ripartire in contropiede il San Giorgio Piano, ma è stato bravissimo Alberto Montoro qua in fase di ripiegamento ad andare a intercettare questa palla e a impedire ogni velleità avversaria. E adesso sarà rimessa laterale per il Carenze. Fabrizio Montoro va a lungo, esce Gallina a fare solo questa palla vagante. Ivan Tarantino per Federico Amaya, bella palla per Jack Serio che può entrare in aria, adesso può saltare il diretto avversario Jack Serio con grande, secondo me, superficialità. Jack Serio davanti al portiere gliela sparata tra le mani, male qua Jack Serio che manca clamorosamente il 2-0. Anticipato Lucera e può ripartire lì Carenze. Sono in 3 contro 5, infatti i nostri riescono ad avere tranquillamente la meglio. Qua Fabrizio Montoro si complica la vita, la palla però per fortuna arriva a Tarantino che la può giocare per Ciancimino. Ciancimino riparte ma si deve costretto a fermarsi e ritornare indietro. Si complicano la vita i nostri qua, sia Ciancimino che Montoro. Adesso possiamo ripartire con più tranquillità da dietro da Ivan Tarantino che allarga per Fabio Gaglio. Fabio Gaglio cerca e trova, no, cerca non trova Duro, imprecisione qua dei nostri. C'è Alberto Montoro bravissimo qua a prendere questa palla, c'è un momento confuso dei nostri. Fabrizio Montoro ferma tutti e fa ripartire Raimondo Lucera che può partire, salta l'avversario, entra in area di rigore, la mette in mezzo col suo sinistro, ma ci arriva benissimo il numero 8 avversario ad anticipare Federico Amaya, a mettere in calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo per i nostri. Adesso questo calcio d'angolo andrebbe battuto meglio di come abbiamo fatto con gli ultimi. Salgono le torri, ancora Lucera dalla bandierina, mette in mezzo Raimondo Lucera. Fabio Gaglio anticipato da Gallina che rimane giù e l'arbitro dovrebbe fischiare, e infatti è così. È stato un impatto tra Gallina e Fabio Gaglio. Ad avere la peggio è stato il portiere ospite. Speriamo nulla di grave, anche perché non c'è nessuno in panchina per l'Iccarese, quindi non ci sarebbe chi prende il suo posto, quindi. Ma vediamo che Gallina non ha niente di grave. E se ripartirà da una palla contesa, da una palla in due, penso che i nostri la potrebbero giocare perché eravamo in possesso, infatti così è. La giochiamo perché eravamo in possesso. Alberto Montoro per Ciancimino per Amaya. La palla non gli è arrivata, ma Amaya se la va a riconquistare, la perde di nuovo. Attenzione Tarantino e Gaglio.
Camiolo per Duro, Camiolo per Tarantino. Freddo pungente qui al Comunale Alicauli. Fabrizio Montoro si complica la vita, perde palla, adesso lì Carenze può fare male, siamo in 3 contro 2, la mette in mezzo, ci arriva Fabio Gaglio per fortuna a levare le castaghe dal fuoco, Tarantino per Ciancimino, Ciancimino per Tarantino, scambio tra i due, Tarantino la mette lunga per Lucera, è rimasto giù Fabrizio Montoro, ma Lucera non se ne accorge, quindi continua a giocare, Amato la fa lunga verso il numero 11, Ciancimino aveva spazzato, per poco non trovava Amaya che viene trovata adesso e che di prima la dai per Lucera, posizione regolarissima di Raimondo Lucera, tu per no, il guardaline non aveva alzato la bandiera in un primo momento, poi forse uno sguardo con l'arbitro e ha deciso, quando Raimondo Lucera era ormai lì a tu per tu con Gallina, di alzare la bandierina e sarà fuori gioco. Non è stato abbastanza tempestivo qua il guardaline, infatti ci aveva fatto credere che la posizione fosse regolare, poi forse ci ha ripensato un attimo e ha alzato la bandierina. Tarantino la gioca dietro per Cristian Belmonte la domestica e la gioca di nuovo da quel lato, di nuovo su Tarantino alza la testa, può andare lungo adesso verso Federico Amaya che viene a far da sponda, bravissima Amaya qua ad addomesticare questa palla, a far ripartire Fabio Gaglio, palla per Camiolo che può andare in mezzo verso Ciancimino, infatti ci va Ciancimino per Montoro che può andare lungo, bella palla di Montoro per Raimondo Lucera che stavolta è in posizione regolare, ma la palla è troppo lunga ed esce Gallina coi piedi a mettere rimessa laterale, era stata buona l'idea di Alberto Montoro. Lucera bravissima a saltare l'uomo, a servire anche lì sulla sinistra che c'era Maia che però non ha capito le intenzioni del suo compagno e non è riuscita ad arrivare su questo filtrante che poteva liberarlo davanti a Gallina. Tanto salutiamo tutti i nostri 170 spettatori, che arrivi tutto il nostro affetto e tutto il nostro freddo. Tarantino per Ciancimino per Fabio Gaglio per Camiolo, mamma mia che brutta palla di Camiolo per Federico Amaya. Fabio Gaglio stava rischiando qualcosina. Tarantino per Fabrizio Montoro, che freddezza i due nostri difensori centrali che nonostante fossero pressati hanno cercato di giocare palla per bene. Ciancimino per Fabrizio Montoro, bella la palla per Amaya, stavolta sì è posizione no, ancora una volta il guardaline in un primo momento non aveva alzato la bandierina, poi la alza tardivamente ma comunque efficacemente perché Amaya era rimasto là e non aveva ancora calciato verso la porta. È ancora fuori gioco dei nostri, la trappola del fuorigioco dell'Incarese sta funzionando fino a questo momento. Camiolo qua può recuperare questa palla per Jack Serio che adesso potrebbe darla di nuovo a Camiolo, invece sceglie di cambiare tutto il gioco verso Raimondo Lucera che la mette in mezzo per Alberto Montoro a tu per tu, ancora una volta bravissimo Gallina che sta prendendo di tutto. Sarebbe stato romantico un ritorno con gol di Alberto Montoro, peccato Gallina ha detto di no, non era del nostro stesso avviso. Non sarà romantico il portiere ospite Giuseppe. Vai te. Vaffanculo Serie A intonano i nostri ultra. Fabrizio Montoro la mette direttamente in giardino e ci sarà da correre per Vito Candela. Fabrizio Montoro di testa la mette direttamente in rimessa laterale. Mandiamo un saluto anche al nostro mitico vicepresidente Rino Borgia che si sta godendo le vacanze tra Miami e il Messico. Pensaci ogni tanto Rino. Tarantino per Fabrizio Montoro per Ciancimino allarga da questa parte per Fabio Gaglio,
Siamo al minuto 27, ancora 1-0 per noi, ci aspettavamo qualche gol in più, ma siamo sicuri che arriverà. Ciancimino per Camiolo che la stoppa di petto, si accentra e va a servire chi? Ciancimino ancora. Ciancimino per Jack Serio. Jack Serio c'è la sovrapposizione di Duro che non viene però premiata. Jack Serio la mette in mezzo dove c'è Raimondo Lucera, ma viene anticipato Alberto Montoro, può alimentare male, ma la recupera, bravissimo Alberto Montoro qua. La gioca lì dietro per Lucera. Lucera per Fabrizio Montoro. Fabrizio Montoro per Ivan Tarantino. Adesso i nostri ripartono da dietro nella speranza di allargare le maglie avversarie. Tarantino per Jack Serio che la stoppa a Maia. Di pallonetto alto. Incredibile quello che hanno combinato Jack Serio e Federico Amaia. Lì davanti al portiere. La pallina del guardarini era rimasta sotto, quindi a tutti gli effetti è un gol mangiato dai nostri. Tanto c'è un nuovo Deliccarenza a terra, speriamo niente di grave anche questa volta perché non c'è, come dicevamo, nessuno in panchina, quindi non potrebbe essere effettuata nessuna sostituzione. Comunque sì, i giocatori Deliccarenza stanno lamentando il fatto che quando Jack Serio ha toccato la palla per Amaia era obiettivamente avanti a lui, quindi sarebbe stato fuori gioco, ma il problema non si pone perché il nostro Federico Amaia magnanamente l'ha messa alta, quindi ci sarebbero state polemiche se Federico Amaia l'avesse messa dentro. Per fortuna Deliccarenze e sfortuna nostra l'ha messa fuori, forse per fortuna più della terna arbitrale che del resto. Siamo al minuto 29, il freddo punge qua al corner del campo. Rimane a terra il numero 8 dell'Iccarense. Sono le consuete cure per lui. Consuete cure con l'acqua miracolosa, con la bomboletta spray, che questo passa il convento. Numero 8 che si rialza. Vediamo se potrà proseguire la partita. Un inizio 2024 sicuramente difficile per l'Iccarense perché presentarsi in 10 qua non conosciamo le motivazioni, però sicuramente non è... Palla lunga di Gallina che arriva direttamente sulla testa di Tarantino che la può giocare per Ciancimino. Ciancimino si appoggia per Fabio Gaglio che poi postare da dietro l'azione. Ivan Tarantino alza la testa e la gioca benissimo per Raimondo Lucera. Lucera per Amaia che allarga direttamente per Jack Serio. Bella la palla di Amaia per Jack Serio. Questo guardaline ci illude ogni volta tenendo la bandierina giù, poi all'ultimo momento la alza e segnala il fuorigioco. Quindi abbiamo capito quali sono le mosse del guardaline, quindi da questo momento in poi cercheremo di non illuderci più. Fabio Gaglio qua in anticipo, svirgola malamente il numero 9 avversario. La palla arriva a Fabrizio Montoro che pasticcia agli altri, ma pasticciano anche gli avversari. La palla per Montoro che può servire la corrente Lucera. Il pallone non è preciso e può ripartire Amato col numero 9 che può allargare direttamente qua sul numero 7. Bella la palla del numero 9, il numero 7 ci può arrivare bene, la può agganciare, può puntare Camiolo, lo salta, ma la palla se la allunga e va a finire tra le braccia di Cristian Belmonte che può rifar ripartire i suoi. Vediamo come, vediamo da quale posizione, dalla posizione di Ivan Tarantino che la gioca per Fabrizio Montoro. Fabrizio Montoro è costretto a ripartire indietro, adesso è chiuso bene l'Iccarenza nonostante, ricordiamo, dall'inizio della partita si sono presentati in 10. Duro cerca il lancio lungo, troppo lungo per Jack Serio. L'Iccarenza che fa la trappola del fuorigioco addirittura a centrocampo. Questo può essere, diciamo, un vantaggio in certe occasioni, può rivelarsi comunque un autogol nel momento in cui i nostri dovessero trovare il filtrante giusto e partire da dietro le maglie nere. Fabio Gaglio di testa, Jack Serio recupera questa palla, Duro la recupera anche, può servire Amaia, lo fa male, malissimo, però arriva Jack Serio, la mette in mezzo per Amaia, Jack Serio per Amaia, e il puntero argentino
e 2-0 San Giorgio Piana. Duro in quella che c'era sembrata la palla sbagliata inizialmente. Aveva trovato la corrente Jack Serio sulla destra, che ha alzato la testa, l'ha messa in mezzo dove arriva il puntero argentino Federico Amaya, che si presenta così ai suoi nuovi tifosi con un gol tra i più semplici forse, ma comunque va stoppato e messo dentro, ed è 2-0. 2-0 San Giorgio Piana al minuto 32. San Giorgio 2 in Carenze 0, e cominciano ad esserci i primi infortuni per le Carenze. Il numero 8 infatti, guarda, in un copione che avevamo già previsto, il numero 8 tende che non possa continuare la gara. Avevamo pronosticato che a fine primo tempo non ci saremmo arrivati, adesso abbiamo le prime avvisaglie, il numero 8 che esce dal campo in un copione che avevamo già immaginato. Adesso bisogna soltanto indovinare chi sarà il prossimo ad infortunarsi tra l'Iccarenza. La palla che arriva direttamente qua in cabina di regia, la nostra Giovanna non se ne accorge, la palla per poco non gli fa cadere il telefono per terra. Ecco che la va a recuperare con tutto il suo charme la nostra Giovanna, che non ci arriva, però Camiolo aspetta lei, e lei con tutto il tempo di questo mondo. Adesso vorremmo indovinare chi sarà il prossimo dell'Iccarenza ad infortunarsi. Duro all'indietro per Fabio Caglio, brava Giovanna, hai tutto il nostro sostegno. Giovanna è un nome inventato, che per la privacy diciamo non possiamo dire il suo vero nome. Ma per Jack Serio per Duro, vediamo se ci arriva su questa palla. No, cioè nel senso sì, ci arriva, ma non per giocarla, ma soltanto per evitare la rimessa dal fondo, ma per giocarla in rimessa laterale. Ringraziamo la nostra Giovanna per aver, diciamo, rinvigorito un momento freddo per noi. 2-0 San Giorgio Piana al minuto 34, bando alle ciance. Il numero 8 avversario è stato il primo a mollare. Vediamo chi sarà il prossimo dell'Iccarenze a lasciare il campo. Quindi Carenze in 9 uomini quando siamo al 34esimo. Servirebbero quanti altri infortuni, Giuseppe? Altri 2? Bravo Camiolo qua ad anticipare il numero 7 avversario. Duro, la gioca per Jack Serio male, con sufficienza per Federico Amaya, che però la rientra e la recupera. Può giocare per Alberto Montoro, che adesso può girare, bella per Lucera. La bandina si alza, sempre tardivamente, ma si alza. 2-0 San Giorgio, intanto sull'Iccarenze, il numero 8 che sembra non poter o non voler rientrare in campo. Speriamo nulla di grave per il nostro numero 8 avversario, perché la sportività prima di tutto. Numero 5 per il numero 10, che adesso gioca bene l'Iccarenze, ma Alberto Montoro ringhia da recuperare questa palla con cattiveria, recupera addirittura pure su Duro. Alberto Montoro ha voglia di campo dopo 2 mesi di stop. Tarantino la mette fuori perché è rimasto a terra chi? C'è qualche scaramuccia tra il numero 5 e il nostro mister Filippo Chinnici. Cose di campo normali. C'è il rosso addirittura per Filippo Chinnici e anche per Amato, che adesso se la vedranno negli spogliatoi. È un rosso, diciamo, stupido per il nostro mister, che si è fatto prendere da cosa? Si è fatto prendere dall'agonismo il nostro Filippo Chinnici. Peccato, perché non era la partita per prendere un rosso, però va bene, fa niente, ai suoi collaboratori che possono tranquillamente portare avanti il compito suo. Lui che è un uomo di campo, un uomo sanguigno, non l'avrà presa benissimo, però con grande sportività sta guadagnando gli spogliatoi. Dovrebbe essere stato espulso anche il numero 5 Amato, giocatore allenatore dell'Iccarenze. Non è felice la nostra Giuseppina di questi eventi, però almeno ravviviamo quello che è, diciamo, un triste pomeriggio freddo in quelli Piave degli Albanesi. Giuseppina? Sì, diceva la nostra Giuseppina, non riesce a capire come il numero 5 riesca a fare da dirigente, presidente, magazziniere, allenatore, accompagnatore e giocatore.
Giuseppina te lo spiegheremo poi quando sarà il momento. Per la privacy ovviamente anche Giuseppina è un nome palesemente inventato, non sappiamo neanche se Giuseppina è qua presente o ce lo stiamo inventando. Comunque il numero 5 deve guadagnarsi gli spogliatoi perché qua sentiamo freddo e quindi vorremmo che la partita finisse il prima possibile. Quindi carenza in 8, diciamo che se dovesse infortunarsene un altro per sfortuna o per copione già cioè sono due già a terra, ci suggeriscono, addirittura non esagerate ragazzi, ne basta uno per guadagnare la stufa per gli spettatori e per i giocatori. Ci scuserete per il nostro tono sarcastico, ma oggi comincia Carnevale qui a Milanelli Venezia, quindi abbiamo deciso di giocare un po' con la telecronaca e di giocare un po' con gli eventi, giocare un po' con la nostra Giuseppina e la nostra Giovanna, palesemente inventate. Il nostro Giuseppe qua non sa quello che sta succedendo. Ecco, c'è il numero 6 che sta infortunato, incredibile, il numero 4, imprevedibile. Il numero 6 che è pure il numero 4, se ne sono infortunati in due, quindi adesso l'arbitro dovrebbe essere costretto a fischiare la fine della partita. Vediamo se arriva il triplice fischio del signor arbitro. Ci dispiace soltanto aver preso il rosso per il nostro mister Filippo Chinnici, però la partita sembra essere finita 2-0, che poi diventerà, per effetto della decisione del giudice sportivo, diventerà 3-0. Vediamo se l'arbitro decide di fischiare o vuole che si infortunino anche tutti gli altri. Eccolo qua, il triplice fischio. Avevo pronosticato che sarebbe finita prima della fine del primo tempo. Ragazzi, con dispiacere vi dobbiamo salutare qui dal comunale Alicauli, soprattutto Giuseppina e Giovanna stanno piangendo perché erano felicissime di stare qua con noi. Però ragazzi, bando alle ciance, la partita finisce addirittura nel primo tempo causa un'espulsione del Liccarense, finisce al minuto 38 per l'espulsione del numero 5 avversario e per l'infortunio abbastanza prevedibile di ben 3 giocatori del Liccarense che probabilmente hanno risentito del freddo pungente della Licauli. E allora signori, ci salutiamo, vi lasciamo anzitempo, con dispiacere. Ci saluta anche il nostro Catalano, dirigente tuttofare storico del San Giorgio Piana. Ci saluta anche incappucciato il direttore Tantillo. Vi salutiamo con grosso dispiacere prima della fine della partita. Ci godiamo questi 3 punti. Salutiamo anche, inquadriamo per la privacy anche Giuseppina e Giovanna che giustamente si nascondono. Però vi salutiamo ragazzi, alla prossima partita. Ciao Peppe. Ciao ragazzi.